Buonasera, alle principali notizie. L'omicidio di Paolo Taormina, in video inchioda Gaetano Maranzano con la pistola in mano pronto a sparare. L'omicida stava anche per far fuoco contro la sorella di Paolo. A Marsala, per le continue risse e atti vandalici e incendi dolosi, il sindaco ritiene necessario interventi delle forze dell'ordine. A Siracusa l'aspetta all'uscita dal lavoro e l'accoltella, arrestato a Canicattini Bagni il 38enne che ha colpito più volte l'ex fidanzata. La vittima è ricoverata in gravi condizioni. È durato oltre 3 ore il vertice di maggioranza convocato dal presidente della regione Renato Schifani a Palazzo d'Orléans. Alla fine è giunta una pace armata sancita da un documento ufficiale. A Catania controlli nel quartiere Cibali su sicurezza alimentare, lavoratori in nero e violazioni del codice della strada, sanzioni per oltre 60.000 euro. A Cassaro, nel siracusano, si tenta di frenare la fuga dei giovani, non ci sono locali e l'amministrazione comunale ha lanciato un bando per finanziare chi decide di aprire un'attività di ristorazione. Calcio, Catania, ritemprato dalla vittoria sul Giuliano, aspetta in casa la Salernitana per il big match di domenica. Sentimenti opposti in casa del calcio Trapani e Siracusa. I Granata ritrovano il gusto della vittoria, azzurri sull'orlo del baratro. Eccoci, buonasera. In un video di una telecamera di sorveglianza all'omicidio in diretta di Paolo Taormina, siamo a Palermo, un frame che adesso vi mostreremo, inchioda Gaetano Maranzano, il 28enne dello Zen, con la pistola in mano, pronto a sparare, e l'omicida stava anche per far fuoco contro la sorella, appunto, di Paolo. Sentiamo Marco Gullà. Eccolo il frame che inchioda Gaetano Maranzano, lui con la pistola in mano, pronto a sparare e uccidere Paolo Taormina. Un frame del video girato da una telecamera di sorveglianza di Piazza Spinuzza, dove sabato notte si è consumato l'omicidio del 21enne proprietario del pub Oscruscio. Maranzano ha sparato a Paolo Taormina da dietro, colpendolo alla nuca. Il video, insieme a diverse testimonianze di ragazzi che hanno assistito al delitto, ha aiutato gli inquirenti a risalire al responsabile. Ma prima del colpo di pistola, durante la rissa, un altro ragazzo avrebbe colpito Taormina con una bottiglia di vetro. Poi la fuga a bordo di una Lancia Ypson scura assieme al resto degli amici, tutti del quartiere Zen. Ma Maranzano stava per fare fuoco anche contro la sorella di Paolo Taormina, Sofia, e lei stessa a raccontarlo a microfoni spenti. Ha puntato la pistola alla tempia di mio fratello e lo ha ucciso senza motivo, ha detto. Io l'ho inseguito, lui ha tirato una bottiglia contro mia cognata Desiree, la fidanzata di Paolo. Io, inseguendolo, ho cercato di tirargliene un'altra, poi da lontano lui ha puntato la pistola anche contro di me e sono scappata verso il locale. È proprio al locale che gestiva Paolo, assieme alla famiglia, e un via vai di amici, conoscenti e cittadini. Sono venuto camminando da lontano, ma volevo fare questo gesto perché mi sembra veramente che si debba manifestare. Se perdiamo un figlio nel 2025 queste cose non si possono accettare, specialmente dopo quello che è successo a Monreale. Domani verrà completata l'autopsia sul corpo di Paolo, poi sarà allestita la camera ardente al Palaureto. E dopo l'omicidio la paura, ma anche la rabbia e un sussulto di reazione da parte di tanti palermitani. Ascoltiamo l'appello alle istituzioni del parroco dello Zen che dice: lo Stato ha perso il controllo del territorio. Lorena Dolci. Questo quartiere è in ostaggio, è letteralmente in ostaggio di un gruppo, e questo io mi dispiace dirlo anche per le mancanze dello Stato che ha preso il controllo del territorio. È l'appello del parroco della chiesa di San Filippo Neri allo Zen, il quartiere da cui proviene l'assassino di Paolo Taormina, ma allo Zen sono cresciuti anche quelli del gruppo della strage di Monreale. Uno stigma che il parroco rigetta a nome dei tanti cittadini onesti e lasciati soli. Non è possibile che pensare che i cittadini si difendano da soli o possono opporre da soli resistenza a un fenomeno come questo. Ci vuole un'azione più incisiva, se no veramente qua rischiamo di alimentare la mafia con la perdita della credibilità verso lo Stato e con lo strapotere di soggetti che diventano modelli negativi per tanti ragazzi che sono fragili e non capiscono niente.
Mentre tanti invocano la presenza dell'esercito, un rafforzamento della polizia, l'ergastolo per gli assassini, c'è chi propone una via di mezzo tra l'emergenza sicurezza e la prevenzione nei quartieri a rischio. È chiaro che non esiste una soluzione che sia dall'uno o dall'altro lato, non si può più rimandare invece un intervento che sì rafforzi la cura dell'ordine pubblico e della sicurezza nella nostra città, ma dall'altro lato prevenga questi comportamenti per il futuro. Ed emergenza sicurezza non solo a Palermo ma anche a Marsala. Siamo al Trapanese, dove vanno avanti le indagini di polizia e carabinieri per identificare i responsabili di RIS, atti vandalici e un incendio doloso. Il sindaco Grillo chiede che i responsabili vengano individuati e vengano anche puniti. Sentiamo Laura Spanò. La città di Marsala in questo fine settimana è stata coinvolta in alcuni episodi di violenza che si è concentrata in poche ore nel centro storico, una rissa nel cuore della movida, atti vandalici che hanno devastato una decina di auto posteggiate e un incendio doloso all'interno dell'antico mercato. Le fiamme hanno distrutto completamente l'attività di Daniele Crime e della moglie Katia. Polizia e carabinieri sono già al lavoro, sono state già estrapolate dal sistema di videosorveglianza le immagini registrate che sono state messe a disposizione delle forze dell'ordine per identificare con precisione gli autori di questi gesti. Gli episodi che purtroppo hanno caratterizzato il fine settimana della nostra città hanno origine diversa. Io credo che tutto questo consentirà di poter arrivare, speriamo presto, anche a provvedimenti esemplari per quanti hanno commesso questi reati. Non si può far passare l'idea che è soltanto un problema della città di Marsala. Nei giorni scorsi Palermo, Bologna, altre città italiane sono state caratterizzate da problemi di questo tipo. È necessario un efficace intervento da parte delle forze dell'ordine. Marsala era nel mio programma elettorale, per esempio, rivendica da tempo il ripristino del servizio dei falchi della polizia. Aspetta la ex l'uscita dal lavoro, la coltella a Canicattini Bagni nel siracusano, il tentato femminicidio. La vittima adesso è in gravi condizioni, ricoverata all'Umberto I di Siracusa. Desiree Ferlito. Accoltellata dal suo ex fidanzato appena uscita dalla RSA in cui lavorava. È successo a Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa. La vittima, una ragazza di 33 anni, mamma di una bimba piccola, ha trovato il suo aggressore, un 34enne originario di Avola, armato proprio davanti al portone del suo luogo di lavoro. Una sequenza rapidissima, raccontano i testimoni, che non hanno avuto il tempo di intervenire. La giovane è stata colpita da moltissime coltellate sferrate sul volto e su tutto il corpo, e poi le urla disperate e la richiesta di aiuto prima di accasciarsi a terra. Non emergono ancora molti dettagli sulla vicenda, ma pare che l'uomo non si rassegnasse alla fine della loro relazione. La donna, trasportata all'ospedale Umberto I di Siracusa, si trova ora in gravissime condizioni. L'aggressore, rintracciato poco dopo, è stato arrestato. Siamo alla politica. È durato oltre 3 ore il vertice di maggioranza convocato dal presidente della regione Renato Schifani a Palazzo d'Orléans. Alla fine è giunta una pace armata sancita da un documento ufficiale. Manlio Viola. Parola d'ordine: condivisione. D'ora in poi non si farà più nulla che non sia stato prima condiviso da un tavolo al quale siedano tutti i partiti della coalizione. Riparte da qui il centrodestra siciliano dopo oltre 3 ore di confronto a Palazzo d'Orléans. Un vertice di maggioranza, quello convocato dal presidente della regione, che alla fine ha dettato i prossimi passaggi per recuperare l'unità dell'intera coalizione. Si parte dall'azzeramento delle liti, bene la gestione d'Aula di Calvagno, bene i risultati di 3 anni di governo, ma d'ora in poi un tavolo tecnico-politico per predisporre la legge di stabilità 2026, nella quale confluiranno anche le cose che non sono state fatte nella finanziaria quater, ma sempre con percorsi comuni e condivisi da tutti. Sì della coalizione all'abolizione del voto segreto, di cui si parla già dalla scorsa legislatura, ma che adesso diventa fattibile avendo la coalizione i voti per modificare il regolamento d'aula all'Ars. A seguire un confronto per valutare anche una riforma elettorale nell'isola. Il tavolo politico tornerà comunque a riunirsi nelle prossime settimane per parlare anche di elezioni amministrative del 2026. Tutto messo nero su bianco in un documento finale nel quale però non si parla di rimpasto e nemmeno di nomine, anche se un altro giro di valzer, o almeno la sostituzione di qualche pedina, se non assessoriale, almeno fra la dirigenza generale della regione, potrebbe essere comunque dietro l'angolo o comunque arrivare entro la fine dell'anno.
I carabinieri di Catania hanno arrestato un uomo di 28 anni, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione di arma clandestina e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo infatti gestiva una piazza di spaccio nel quartiere di San Cristoforo a Catania. Il giovane, durante la perquisizione domiciliare, gli investigatori hanno rinvenuto nella sua abitazione una pistola a salve e poi anche 14 proiettili e 6.000 euro che in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Il 28enne è stato poi rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. Finiamo il dramma dell'immigrazione perché sono arrivati a Pozzallo 170 migranti soccorsi poche ore fa dalla Guardia Costiera ad un centinaio di miglia dalle coste ragusane. A diramare la richiesta di aiuto era stato Alarm Phone. Si trovano adesso a bordo di una barca che nelle scorse ore è stata attaccata con colpi di arma da fuoco dalla Guardia Costiera libica in zona SAR maltese. Tra loro ci sono anche dei casi gravi. Uno è in coma perché è stato raggiunto da un proiettile alla testa, un altro migrante invece, anche lui colpito alla testa, è grave ma ancora vigile. Un altro ancora è stato colpito con proiettili alla gamba. Torniamo a Catania, dove sicurezza alimentare, contrasto al lavoro nero e rispetto del codice della strada. Controlli della task force coordinata dalla Polizia di Stato tra il centro e il quartiere Cibali. Sanzioni per 60.000 euro. Eva Spampinato. Cucine sporche, lavoro nero e carne senza tracciabilità. Oltre 60.000 euro di sanzioni e controlli a tappeto. È successo a Catania, tra il centro storico e il quartiere Cibali, durante il blitz della task force della Polizia di Stato, affiancata dalle forze della Forestale, dell'ASP e della Polizia Locale, che ha passato al setaccio ristoranti, gastronomie, ma anche le strade. Nel mirino un locale di via Garibaldi, dove sono emerse violazioni gravi, alcolici venduti senza licenza, ampliamento abusivo del suolo pubblico, impianti elettrici fuori norma e scarse condizioni igieniche. Il titolare è stato denunciato e multato anche per lavoro irregolare. Situazione analoga in una gastronomia di via San Nicolò al Borgo. Celle frigorifere pericolose, carne non tracciata e locali non in regola con la normativa sanitaria. Controlli anche sulle strade, 141 persone identificate, 53 veicoli controllati, confermi e sequestri per guida senza assicurazione o senza patente. È stato un lunedì a secco per migliaia di catanesi. Sono in corso infatti interventi di manutenzione alla rete idrica di Sidra, erogazione sospesa, disagi per tutti e persino uscite anticipate nelle scuole. Sentiamo Tonino De Mano. Lunedì nero è a secco per mezza Catania ed alcuni comuni limitrofi come Tremestieri Etneo e Gravina di Catania. I disagi sono legati ad interventi programmati da Sidra in alcuni tratti dell'antico canale potabile in territorio di Aci Sant'Antonio e per lavori di manutenzione agli impianti di produzione. La situazione tornerà alla piena normalità tra 24 e 36 ore. Abitazioni, esercizi commerciali e scuole con rubinetti a secco ed inevitabili problemi per tutti. Da stamattina dalle 5:30 che manca l'acqua, stiamo lavorando con l'acqua imbottigliata, abbiamo problemi con il caffè, ho un'attività commerciale perché era meglio se oggi stavo chiuso. Sono stato informato ieri ascoltando il telegiornale da Antenna Sicilia. Chiamata ed uscita anticipata alle 10:30 per centinaia di studenti. Qui siamo nel polo scolastico del Leonardo da Vinci. Ingresso alle 8, uscita alle 10:30. È un disagio soprattutto per chi lavora. Mi ha chiamato mio figlio dicendomi: papà, vienimi a prendere a scuola perché è senza acqua l'istituto. E quindi ovviamente il disagio si è creato perché stamattina l'ho dovuto accompagnare alle 8. Io di solito lavoro tutta la settimana, oggi era il giorno mio di riposo, perciò ho potuto lasciare e venire a prenderla. Durante i lavori saranno garantiti servizi di emergenza e pronto intervento tramite il numero verde Sidra 890 17 55, attivo 24 ore su 24. Breve pausa e poi la situazione a Palermo per quanto riguarda l'assistenza agli studenti disabili.
Assistenti specialistici nelle scuole di Palermo. Dopo giorni di polemiche e attese, il Comune convoca parte del personale che però non risolve interamente l'emergenza. Mancano ancora tanti assistenti igienico-sanitari e continuano ad arrivare i video di lamentele dei genitori. Marco Gullà. Si sono schiarite sulla situazione degli assistenti specialistici nelle scuole palermitane. Il Comune ha convocato parte del personale, ma non mancano le polemiche, intanto per i tempi e poi per il numero degli assistenti, insufficienti, secondo i sindacati, rispetto ai tanti alunni che hanno bisogno, soprattutto per chi ha delle disabilità. Ogni giorno riceviamo testimonianze di genitori che inviano video, che inviano comunicazioni sulla situazione tragica che stanno vivendo i propri figli, i loro figli, sull'assistenza igienico-personale e sulla comunicazione anche. Ed è veramente una situazione veramente drammatica. La convocazione di una parte del personale non risolve interamente l'emergenza. Permane il problema riguarda l'assistenza specialistica igienico-sanitaria. Le segnalazioni arrivate da Palermo e provincia ci hanno spinto a scrivere una lettera al prefetto e siamo stati convocati il giorno 17. Il 14 avremo anche un'audizione all'Arse per dirimere il problema di assistenza specialistica o assistenza di base che invece spetta ai collaboratori scolastici. E non mancano le lamentele dei tanti genitori. Questa mattina incontro una mamma che mi parla di tutta la sua disperazione. Lei, da quando è cominciata la scuola, da settembre, rimane lì, fuori, ad aspettare di essere chiamata, perché suo figlio ha il pannolino. Si bagna spesso, si sporca spesso, ma nessuno lo può cambiare. Mio figlio continua ad arrossarsi, a infiammarsi nella parte bassa, giustamente perché il pannolino non viene cambiato spesso. Nel comune più piccolo del Siracusano, a Cassaro, si prova a frenare la fuga dei giovani. Non ci sono locali e l'amministrazione comunale ha lanciato un bando per finanziare chi decide di aprire un'attività di ristorazione. Francesco Loi. Ho deciso di rimanere qui perché appunto sono legato al mio paese, perché appunto mi piace anche a livello sociale, a livello paesaggistico. Lui però è uno dei pochi giovani ad avere deciso di restare nella sua terra di origine. Cassaro, il più piccolo comune del Siracusano, conta sempre meno abitanti. Adesso superano di poco i 700. Qui siamo nella zona montana, si respira aria pura e c'è un silenzio paradisiaco. Ma questo non basta. Questi luoghi ci offrono tanto dal punto di vista della salubrità dell'aria, della bellezza dei luoghi, però le opportunità di lavoro sono sempre di meno. Anche nel comprensorio si è avuto negli anni una diminuzione. Ed è il motivo principale della fuga dei giovani, se di fuga possiamo parlare. Così è stato aperto il bando Io resto a Cassaro. Il comune ha stanziato 20.000 euro per un massimo di 2 progetti. L'obiettivo è incentivare i giovani a non andare via, aprendo qui attività di ristorazione, fino ad ora assenti. La scelta appunto dell'avviso è quella di invogliare l'apertura di un locale dove si possa appunto mangiare. Oltre a far rimanere le persone qui, possa dare la possibilità ad altri di venire qui, perché i servizi sono alla base dell'attrattività dei territori. Oltre ai giovani si pensa anche al turismo, borghi che anche chi abita fuori dalla Sicilia sta iniziando a scoprire, luoghi dove l'inquinamento è ancora molto lontano. Una breve pausa, poi il calcio con il Catania che aspetta domenica la Salernitana. Eccoci al calcio, il Catania domenica aspetta la Salernitana per il big match di giornata, ottimismo in casa rossa-azzurra dopo la vittoria di Giuliano. Marco Carli. L'obiettivo è stato raggiunto, arrivare al doppio match interno con le rivali dirette rinvigoriti da una vittoria e da una prestazione positiva, anche ottima nel primo tempo. La settimana del big match con la Salernitana di Capomaggio e dell'ex inglese prende avvio dopo il successo di quest'ultima con il Monopoli con la rete del centrocampista che piaceva al Catania. In attesa di sapere di più sulle condizioni di Ciscerelli, trapela cauto ottimismo, ma vanno aspettati gli esami strumentali e nei giorni in cui se ne saprà anche di più su Torre del Grifo.
Tanta carne al fuoco dunque, sul campo c'è l'idea di un Catania che sta diventando consapevole. Il sorriso di Toscano a fine gara e l'invito a divertirsi rivolto ai giocatori rivela la fiducia del momento. Sempre in attesa della miglior condizione di Caturano, Aloi e Rolfini, intanto ci sono allenamenti ancora più utili in funzione proprio della presenza di quasi tutti i giocatori. Insomma, la squadra è pronta al doppio incontro, la classifica recita -4 dalla Salernitana, -1 dal Benevento che nell'ultimo turno ha strapazzato l'Altamura, come ha fatto per certi versi col Giuliano il Catania. La partita dall'alto valore specifico in Campania ha fatto da preludio ai match con le squadre campane più forti. Il Catania è pronto. Stati d'animo opposti per Siracusa e Trapani. I Granata hanno vinto a Cava dei Tirreni avvicinandosi alla zona play-off. Gli azzurri invece, all'8ª sconfitta, adesso devono valutare la situazione. Francesco Triolo. Mattinata di riunione in casa Siracusa, la sconfitta contro il Sorrento decisa da una rete di Dursi ha lasciato il segno più che le altre volte, perché la classifica si fa complicata, perché anche i fischi hanno avuto un peso specifico importante e allora è il momento delle riflessioni a 360 gradi. Il presidente Alessandro Ricci e i suoi collaboratori devono studiare la soluzione migliore. Può accadere di tutto dopo il vertice allo Stadio De Simone. La posizione di Turati non può essere salda, ma far ricadere sull'allenatore tutte le responsabilità potrebbe non essere la strada che verrà intrapresa. Fatto sta che dopo l'8ª sconfitta in 9 partite in casa azzurra è atteso uno scossone per arrivare ad invertire la rotta. Sorride invece il Trapani. Granata vincono a Cava dei Tirreni una partita equilibrata e difficile contro una squadra ostica, arrivando a quota 8 in classifica e iniziando ad intravedere quella zona playoff che senza penalizzazione sarebbe già ad appannaggio della squadra di Aronica. A decidere un rigore trasformato da Fischnaller e concesso per un fallo di Pelamatti su Ciotti è l'episodio che a metà ripresa ha fatto svoltare il match verso il Granata, attesi domenica prossima dalla seconda trasferta consecutiva in casa dell'Atalanta Under 23. È tutto, io mi fermo qui, grazie per l'ascolto e buona serata.